quello che abbiamo fatto oggi e che andremo a ripetere anche domani è stato quello di bloccare determinate arterie sulle province di Treviso e di Belluno, doveva essere fatto anche su Vicenza, ma poi col questore abbiamo avuto un piccolo contrattempo e il messaggio voleva essere molto chiaro, il fatto che questa gestione della pandemia che sta bloccando le filiere da noi rappresentate, che vanno a loro volta a rappresentare circa il 50% del prodotto interno lordo italiano, rischia poi di ricadere a cascata su tutto il resto della popolazione. Quindi il messaggio era che se veniamo bloccati noi ancora senza nessun aiuto, nessun indennizzo, prima o poi la cosa ricadrà sul trovare la popolazione, perché sono comunque le nostre tasse, i nostri contributi, i nostri investimenti a far crescere il paese. E quello che vogliamo oggi far provare al cittadino normale, che purtroppo si rende conto di quello che è la pandemia solamente quando non può andare No, magari perché al bar a Aiello, fare spieghiamo ai l'aperitivo cittadini o a non può andare a casa, cena. spieghiamo ai nostri cittadini a casa che magari anche, spieghiamolo anche a Roma, ecco, possibile, usiamo questo termine generale, lontani dalla periferia, che comunque un'impresa non si può spegnere in 5 secondi, ci abbassiamo la saracinesca ed è finita là, butto le chiavi appese dietro la Sì, porta. ma Sono soprattutto, costi, investimenti, bollette, piani finanziari di leasing per acquistare i macchinari, personale, quindi ci sono tutta una serie di componenti che ovviamente non possono essere interrotte, pena sì, la... e se consideriamo che doveva essere la svolta, la grande svolta del governo Draghi doveva essere proprio quella di dare le comunicazioni dei DPCM, quindi delle limitazioni con un congruo anticipo, e invece ci troveremo di nuovo ad avere di venerdì la decisione per la chiusura di sabato. E per noi 12 ore di anticipo, un po' come è stato per gli impianti sciistici qualche settimana fa, vuol dire ovviamente buttare via delle rate alimentari, vuol dire comunque non poter organizzare il lavoro e neanche i dipendenti, e quindi per le nostre aziende ovviamente una programmazione a 12 ore non è concepibile, noi che siamo abituati a organizzare il lavoro ad almeno 6 mesi di preavviso normalmente. Oggi abbiamo voluto far provare alla popolazione quello che tocca a noi da 12 mesi, ovvero aver noi tardato a loro l'accesso al lavoro, avergli fatto fare un ritardo, avergli fatto perdere magari il giorno di scuola con il nostro traffico di oggi, ci sono trovati a vivere quello che noi viviamo da un anno, ovvero essere noi condizionati da un fattore esterno che ci impedisce di lavorare o di fare quello che siamo abituati a fare. Loro oggi si sono giustamente arrabbiati, però poi spero che abbiano trovato quella mezz'ora per riflettere, per capire cosa vuol dire per noi vivere questa situazione. Quindi c'è qualcosa in più, oltre a non poter andare a sciare, non poter andare fuori al ristorante, perché ovviamente bloccare le nostre aziende per noi vuol dire rischiare di perdere tutto quello che abbiamo costruito in una vita di lavoro. Siete in sintesi, Aiello, cosa chiedete al governo Draghi? Perché qualcuno prima, vabbè, lei non era collegato perché stava facendo ancora la manifestazione, però uno ha scritto governo Draghi fantastico, un altro non è cambiato nulla, però quindi voi sostanzialmente cosa chiedete? Noi chiediamo innanzitutto di poter tornare a lavorare in quelle aziende, in quelle realtà dove siamo sicuri di aver messo tutto quanto in sicurezza da maggio, perché abbiamo investito migliaia di euro per rispettare tutti i vari procedimenti che ci hanno imposto, e quindi possiamo lavorare in sicurezza e quando è possibile devono farcelo fare. Detto questo, noi nel 2020 abbiamo perso ovviamente fatturato, ma anche abbiamo perso quello che comunemente si chiama l'avviamento, quindi deve essere indennizzato. Se gli indennizi che arriveranno sono sulla bozza che abbiamo in mano ormai da settimane anche noi, sul calcolo alla fine di 2 mensilità, ovviamente sembra un decreto ristori riscaldato più che un nuovo decreto sostegno che salverà l'Italia. Quindi qualora non arrivi qualcosa di ragionevole, qualora si continui a coprire il 5-7% di quello che abbiamo realmente perso nel 2020, siamo pronti a continuare a bloccare il paese per la